e loro si chiamano Rena Nera, che sta per sabbia nera, che è la sabbia nera del vulcano. Ed ecco qui la vulcanicità, l'energia esplosiva di questo gruppo dei Rena Nera che partecipa al premio Mio Martini edizione Ethno Song, nella versione Ethno Song, con Yi Mo Machir. Devo tradurre, no? Rena Nera! Perché sto per morire, sì, ma poi so niente, allora va contenta, e va a gira, e siete più contenta, sì, ma poi so niente, allora va contenta, e va a gira, e siete più contenta. Salata, non ne guarda manca il bacio mentre sente che si avvicina nel carrozzo mi fanno asciugare, ma nessuno vede niente e nessuno sa, e non l'ha già raccontata perché mi hanno detto che si pica con luna ma fanno più male, fanno male pure a chi ma mi sa chi sto mondo. Prega di che fa per me perché sto per morire, sì ma poi so niente, allora va contenta e va a uscire, e siete più contenta, sì ma poi so niente, allora va contenta e va a uscire, e siete più contenta. Io sono grasso, io sono magro, io sono cieco, io sono sordo, io sono brutto, io sono down, io sono gay, io sono muto, io sono dislessico, io sono nera, io sono giallo, io sono adottato, io sono cristiano, io musulmano, io sono io. Sì, ma poi so niente, allora va contenta, e va a uscire, e siete più contenta, sì, ma poi so niente, allora contenta e va a uscire, e siete più contenta. Allora ci colleghiamo con Franco Fasano, ti vedo già illuminato d'immenso, Franco. Ma noi ci stiamo divertendo, ci stiamo scaldando, naturalmente per noi sono una novità, li abbiamo ascoltati attraverso la radio, ma il fatto di vedere tutti questi colori sul palco, gli strumenti, esatto, etnici, sicuramente ci colpisce, vero Mario? Sì, anche perché vuol dire, sono suoni che un po' li conosciamo. Io vengo dalla Puglia, come diceva prima Zava, dove la taranta fa da padrona, e sono suoni che
già conoscevo, che comunque mi entusiasmano. E poi ognuno ha la sua radice, ognuno ha la sua lettura di pensiero di questo stile. Non sono tutti uguali, per cui è anche bello questo, insomma. Mentre invece Mara arriva dalla Toscana, che effetto ti fa sentire questa musica così mediterranea, così etnica? Anche in Toscana ci sono, però sono più improvvisatori, no? C'erano in Toscana. Io sono nata in Toscana, ma c'ho mamma pugliese e papà siciliano, quindi Ah, un po' vabbè, sono suoni Amara. che una bastardina doc proprio. Ne sa più di noi. Però è bellissimo perché si parla comunque di cultura, di tradizione, e anche chi non conosce questo modo di esprimersi in musica, cioè, viene coinvolto, perché comunque il ritmo è una frequenza che ti travolge, e è stato affascinante, insomma. A consegnare il premio sarà il vice sindaco del comune di Bagnara Calabra, il dottor Mario Romeo, grazie. Buonasera, parente? O vi chiamate tutti così qui a Bagnara, certo. Diciamo che è diffuso. Diciamo che è diffuso. Buonasera. Molto bene, felice di rivederti. Salve, io sono un nuovo inquilino, diciamo, lei è un po' più di casa. Abbiamo però... allargato la famiglia. Ecco, perfetto, ma mi sento già a casa, sappiatelo. Non mi fate pagare quota parte dell'IMU, ma mi sento a casa comunque. Ecco. Premio Mia Martini Etno Song, premio della critica. Anche il jingle di suspense. E allora me lo gioco. Questo jingle sta per secondo voi Ghigliottina. ghigliottina. Secondo voi premio della critica? Taglio corto va a Rena Nera. I Rena Nera dalla Basilicata, da Lago Negro, la musica tradizionale popolare della Lucania. Ecco, non se lo aspettavano forse, dove vi hanno preso? Eravate fuori? No, questo a dimostrazione del fatto che è tutto in diretta, è tutto live, certo. e che anche noi non sapevamo fino a qualche secondo fa chi fossero i vincitori. Rena Nera! Vieni Sirena, diamo la targa al vice sindaco, che così può consegnarla alla voce di Rena Nera. Grazie, bravi, complimenti, congratulazioni. E anche questo è il valore del premio Mia Martini, no? Certo. Quindi la naturalezza, la spontaneità, il valore degli artisti. Allora, è andata...